Buonasera e bentornati amici e amiche di Stiming Sport dal palazzetto Gibeppe Paronetto di Istrana per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. In campo Curis Istrana che ospita la Thermal Basket, e entrambe le squadre reduci da una sconfitta nell'ultima partita di campionato. Per quanto riguarda la Thermal, sconfitta contro le Lupe San Martino per 63-64. Invece passo falso in trasferta per Istrana, che a Casarsa ha perso per 69-45. Una prestazione sicuramente negativa, la peggiore del campionato per la squadra di coach Torresan, che oggi vorrà sicuramente rifarsi, visto che Casarsa con questa vittoria arriva a soli 2 punti di distanza da Istrana, che ha perso nelle ultime partite, ha perso un po' il contatto con le avversarie sopra di lei, classifica che vede Marghera continuare a dominare il campionato, prima a 28 punti, poi Conegliano che insegue a 22, un terzetto composto da Reyer Venezia, Cusignacco e proprio Thermal Basket a 20 punti, poi Montecchio, San Bonifacio e Junior San Marco a 18, le Lupe San Martino a 16, Bolzano a 14, Pordenone 12, poi Muggia Istrana a 10, Casarsa a 8 che appunto accorcia su Istrana e allunga sull'ultima in classifica Schio. Questa è la situazione della classifica di Serie B. Vedremo se questa giornata cambierà un po' le carte in tavola. Istrana che nelle ultime partite è apparsa anche un po' stanca fisicamente, sicuramente le assenze, gli infortuni non la stanno aiutando. Vedremo se oggi vedremo un'altra Istrana sicuramente rispetto a quella di Casarsa, e perché no affrontare una squadra con obiettivi diversi e di alta classifica può anche togliere un po' di pressione, ovviamente dare grande fiducia in caso di vittoria. Dall'altra parte invece Thermal che si trova in un terzetto a pari merito al terzo posto, inseguire Conegliano a una vittoria sopra. Vedremo se riuscirà a tornare alla vittoria dopo la sconfitta interna nata negli ultimi possessi con le Lupe, che sono riuscite a portare a casa 2 punti molto importanti. Thermal che ha avuto anche con Meneghini l'ultimo tiro per la vittoria, che però non è andato a segno. Sicuramente vorrà reagire quest'oggi a squadra di coach Francesca Dotto. Tutto pronto quindi per l'inizio della partita, riscaldamento terminato, i due coach a colloquio con le proprie ragazze. Andiamo nel frattempo a introdurre i due direttori di gara. Primo arbitro Allegro Daniel di Piazzola sul Brenta Padova, secondo arbitro Marchi Alessandro di Casale sul Sile Treviso. Quindi tutto pronto, mancano 30 secondi alla palla 2, coach Torresan con la maglietta in mano a dare le prime indicazioni alle proprie ragazze. Sicuramente si aspetterà tutt'altra prestazione rispetto alla trasferta di Casarsa. Istrana che però bisogna comunque dire che in questo campionato, nonostante comunque le sconfitte siano arrivate, la prestazione non è quasi mai mancata. Prima vera prestazione negativa quella di Casarsa. Vedremo se riuscirà a tornare alla vittoria quest'oggi. Istrana che sta ponendo le basi del suo campionato sicuramente sulle partite in casa, 4 vittorie, 5 sconfitte, una sola vittoria invece in trasferta, quella all'overtime contro Montecchio. Vedremo se il Pallaparonetto riuscirà a essere un fattore importante per Istrana anche oggi. Vediamo i quintetti base con Thermal già pronte in campo, con Pilli, Meneghini,
poi la numero 19 assentato, numero 16 Biondi e la numero 8 Coccato. Quintetto invece per Istrana con Bertoldo, Zamuner, Bigliato, Zanatta e Rossetto, che è andato appena adesso a salutare il direttore di gara. Saluti di rito tra le due squadre, quindi tutto pronto per l'inizio della partita. Sulla palla 2 Zanatta per Istrana, assentato invece per Thermal, anzi Biondi per Thermal. Primo pallone per Istrana con Bigliato, che lascia poi l'incarico a Bertoldo. Movimento di Zamuner, si va da Zanatta, aspetta Bigliato, arriva il consegnato, taglio sul fondo di Rossetto, Zanatta va da sola, non riesce a trovare il fondo della retina, allora si va veloci dall'altra parte perché c'è Thermal che attacca in transizione. Arriva il primo fallo di giornata di Bertoldo e quindi primo giro dalla lunetta è per Giorgio assentato. Primo libero buono. Buono anche il secondo. Quindi apre le danze Thermal, che vuole alzare il fino subito anche la difesa. Ne esce molto bene Istrana con Bigliato e Rossetto. Proprio al numero 11 ora palla in mano, alza il braccio Zanatta 2 volte, si viene poi da Bertoldo, Zanatta porta il blocco, fuori per Rossetto, prova a mettersi in ritmo, invece riapre ancora per Bertoldo, niente da fare, Bigliato tocca ed è proprio lei l'ultima a toccare. Buona azione comunque di Istrana, che ha costruito un buon tiro per la numero 5. Non entra la tripla di Caterina Bertoldo, allora possesso che torna a Thermal. Movimento di Biondi, si va poi da Pilli fino in fondo, passo, tiro, bella giocata dal numero 4, niente da fare però. Allora rimbalzi di Zamuner che va veloce dall'altra parte, Bigliato, linea di penetrazione, prova a prendersela tutta, rischia la palla persa in qualche modo, riesce a tenere vivo il possesso. Allora Zamuner pensa al tiro da 3 punti, non c'è lo spazio, allora Bigliato taglia ancora di Zamuner, Bigliato prova a creare separazione, tiro questo difficile della numero 11 che non riesce a trovare il fondo della retina, allora subito veloce dall'altra parte, ritmi subito abbastanza alti sia da una parte che dall'altra. Penetrazione, arresto, tiro di Coccato, niente da fare, però rimbalzo di Biondi, allora si torna fuori perché c'è Meneghini, palla in mano, su di lei Bertoldo, tiene molto bene al numero 5, c'è poco tempo per andare al tiro, ci prova Pilli, non trova il canestro, in e out, sfortunata qui la numero 4. Allora Bigliato, ancora 0-2 il punteggio. Zamuner, su di lei ancora il numero 4 di Abano, Zamuner, palla per Zanatta, bel tiro costruito questo da Istrana, ancora però sfortunata nella conclusione. Poi Zamuner, l'intercetto, bella giocata difensiva della numero 8, allora Bertoldo con spazio, arresto e tiro, niente da fare ancora. Poi rimbalzone di Bigliato che va con la sinistra, non trova però l'appoggio morbido al tabellone. Allora dall'altra parte momento ora abbastanza frenetico, bel taglio, riapertura, palla fuori, tripla di Abano, niente da fare, bel taglio fuori di Rossetto che lascia il rimbalzo comodo a Zanatta, si va da una parte all'altra del campo. Ora rallenta un attimo Istrana, poi palleggio, arresto e tiro da 3 punti di Zamuner, tiro però corto. All'altra transizione di Thermal che però poi si ferma, si va quindi nella stazione Meneghini che scambia il pallone con Pilli, ancora Meneghini, pensa anche al tiro, palla fuori da 3 punti, tiro lungo ancora da 3 punti, stavolta Pilli, tiro stavolta corto, rimbalzo, fallo sotto canestro di Zanatta ai danni Biondi, quindi secondo fallo di Istrana
e possesso che rimane alla squadra ospite. Movimento di Biondi che però non viene servita, rischia anche di far scadere i 5 secondi, qui fallo di Bigliato, contatto che non sembrava particolarmente vigoroso, ma comunque altra rimessa sotto canestro per Thermal. Ancora Biondi a farsi vedere, non viene servita neanche in questo caso, palla per Assentato che prende la linea di fondo, contatto di Rossetto non falloso, allora il numero 15 vede subito Bertoldo dall'altra parte, il taglio di Rossetto che non viene però servito, allora Bertoldo, il blocco per lei di Zanatta, cambio lato per Zamuner da 2 punti, tiro ancora corto. Allora Bigliato, forse c'è anche il fallo non ravvisato dietro di gara, tanto spazio per Meneghini, si segna poco, mani fredde in questo inizio di partita, ancora nessun canestro dal campo. A dare il vantaggio di Thermal per ora sono i 2 liberi di Assentato. Qui Zamuner, brutto passaggio per Zanatta e palla persa per Istrana. Allora adesso arriva la tripla, la prima della serata per Thermal. Parziale aperto di 5-0 per le padovane. Allora Rossetto portare su il pallone, poi Bertoldo, difesa da Coccato, ancora Bertoldo, prova a darle una linea di passaggio a Zanatta, gli arriva ora il pallone da Zamuner, sembrava anche falloso il contatto da dietro la schiena di Zanatta. Qualche minuto di riposo per il numero 23, in campo Perocco, campo anche Zennaro per Thermal e dentro anche Gasparella. Primi minuti in campo anche per Trollo, per Istrana, fuori Zamuner, questi i cambi dei 2 allenatori. Allora Assentato, palla proprio per Zennaro, si muove Gasparella, Zennaro per andare da sola, palla che scorre su tutto il ferro per poi uscire, allora Bertoldo, Trollo qui a destra, si fa vedere Bertoldo ora e chiama lo schema. Movimento di Rossetto, Bertoldo rischia la palla persa che arriva ora, tanti contatti su di lei, Meneghini, viene fischiato il contatto su di lei di Bertoldo. Un metro arbitrale abbastanza diverso tra le due parti e tecnico anche a coach Toresan. Che secondo il direttore di gara ha esagerato con le proteste. (4-0) situazione di falli in questo momento. Probabilmente quello che sta chiedendo coach Toresan è un giudizio più uniforme sui contatti. Comunque nel frattempo la numero 19 Assentato segna anche il libero del tecnico, quindi 6-0 ora per Thermal. Palla che torna in campo, si fa vedere Gasparella, vista e servita, palla dentro poi per Zennaro che vede il movimento della numero 11, palla ancora fuori, poi il consegnato di apertura, Zennaro muove veloce qui il pallone Thermal, tiro difficile e segnato in allontanamento. Bel canestro questo, quindi 8-0 per le ospiti. Qui Rossetto vuole provare a reagire, Istrana, Perocco, vediamo se si inventa qualcosa lei, palla fuori per Trollo da 3 punti, arriva la tripla di Istrana che sblocca ora il proprio risultato.
Vediamo se questo tiro da 3 punti può dare anche fiducia alle ragazze di Coach Trevisan. Prova a rispondere subito con la specialità della casa Gasparella, non trova il bersaglio grosso, allora si torna dall'altra parte, controllo, Gasparella su di lei, fallo fischiato alla numero 11, primo fallo di Abano. E buon ingresso comunque di Trollo, prima la tripla, ora il contatto falloso della numero 11 Gasparella e altro giro di cambio per Coach Trevisan, fuori Bigliato e Bertoldo, dentro Zanet e Gasparini. Blocco di Perocco che poi si fa vedere, sporca il pallone di Zennaro, poi Trollo, vediamo se prova dal palleggio, riapertura per Zanet, palla che sembrava un po' storta, poi Rossetto fuori da 3 punti, niente da fare, buona comunque la conclusione e la costruzione del tiro. Allora dall'altra parte quella Thermal, il pallone è per Meneghini che prova ad andare fino in fondo, niente da fare, poi Gasparini tutti per terra, allora Zennaro con spazio da 3 punti non arriva la tripla, arriva il rimbalzo invece di Trollo. Poi il fallo di Zennaro su Perocco. Secondo fallo per Thermal e rimessa laterale affidata a Rossetto, movimento di Trollo, allora Perocco si gira, vede il canestro, va al tiro e muove solo la retina. Altri 2 punti per Istrana che accorcia con mini parziale di 5-0. Pilli dall'altra parte, linea di penetrazione, forse troppo facile, non trova il canestro, fischio che arriva anche in modo abbastanza in ritardo. Fallo di Rossetto e quindi 2 tiri liberi per il capitano di Abano. Sbaglia il primo. Secondo invece è buono, chiude quindi il parzialino di 5-0 di Istrana. Rossetto, palla per Zanet, dall'altra parte Zanet palleggia, resto tiro, è il suo tiro e non lo sbaglia. La numero 24 con tanta personalità come al solito. Si torna quindi a un possesso di differenza tra le due squadre. Zennaro però con la ferma in modo però falloso. Abbassato il braccio sinistro al numero 10. Allora, 2 tiri liberi anche per Zennaro che segna il primo. Segna anche il secondo con un pizzico di fortuna. Allora Perocco che chiama l'aiuto di Trollo, arriva puntuale la numero 12. Perocco prova a portare su il pallone, il suo passaggio per Rossetto però ha intercettato, allora cambio lato, ancora Pilli, non va stavolta in penetrazione, ci va in un secondo momento, tiene benissimo Gasparini che però secondo il direttore di gara spinge l'avversaria in modo irregolare. Altri 2 tiri liberi per il numero 4 e Gasparini non particolarmente convinta di questo fischio. Segna il primo. Il secondo invece no, rimbalzo c'è, Perocco, allora Rossetto si fa vedere Zanet subito, giustamente non viene servita, gestisce con calma il pallone numero 15, poi spazio per la tripla, eccola qui Rossetto! 3 punti per iscriversi anche lei alla partita e tornare subito a -2. Movimento di Gasparello, vediamo se risponde da 3 punti, invece no, lo scarico
niente da fare per Rocco, a rimbalzo della Zanet, dall'altra parte velocissima la numero 24, vediamo se va al tiro, scarico fuori, Gasparini da 3 punti, Gasparini da 3 punti, fa saltare tutta la panchina il capitano di Istrana, che mette ora il musetto davanti di un solo punto quando mancano pochi secondi alla fine del primo quarto. Trollo dall'altra parte trova il contatto e quindi primo giro da lunetta anche per Istrana quando mancano 61 secondi alla fine del primo periodo. Istrana con la soluzione a 3 punti è riuscita a trovare il vantaggio, aspetto che non ha funzionato e che Istrana non ha neanche usato particolarmente contro Casarsa. La squadra di coach Torresano si era un po' intestardita anche nel trovare le linee di penetrazione che in quel caso non c'erano, ha fatto fatica a costruire tiri. Invece, se vi ricorderete la partita qui a Conegliano, nel primo tempo Istrana ha trovato il più 11 contro appunto Conegliano, grazie soprattutto a una grande percentuale da 3 punti, arma che comunque nel corso di tutto questo campionato la squadra di coach Torresana ha dimostrato di avere nel proprio repertorio. Lo sta dimostrando anche stasera, costringendo coach Dotto a chiamare il minuto di time out. Thermal pronta a tornare in campo, arriva la sirena a richiamare anche Istrana, che avrà ora 2 tiri liberi affidati a Trollo. Il primo giro dalla lunetta per la squadra di casa e qualche momento di riposo per Rossetto. Torna in campo Zamuner. Buono il primo libero. Buono anche il secondo, 2 su 2 per la numero 12, che aggiungendo la tripla del primo canestro di Istrana fanno 5 punti. Qui Zennaro, bel movimento, non trova il tabellone, Gasparini non trova il rimbalzo, poi cerca l'appoggio, arriva Zamuner a dare una mano, allora dall'altra parte Zamuner arresta il palleggio, in difficoltà ora il numero 8, consegnato per Zanet, subito pronto ad aiutarla, scarico fuori, Zamuner non ha più lo spazio per il tiro, prova a creare qualcosa ancora dal palleggio, palla per Perocco, tiro stavolta lungo, comunque tiro giusto da prendere, e Thermal che non può portarla fino alla fine perché c'era un secondo circa di discrepanza tra i due cronometri, motivo per cui il direttore di gara si avvicina al tavolo. Probabilmente per raggiungere il cronometro dei 24. Gioco quindi fermo, fermando l'attacco di Thermal che può praticamente portarla fino alla fine o con quelli lì vicino. Vediamo ora che vengono messi 19 secondi al possesso della squadra di coach Dotto. Verrà probabilmente abbassato anche il minutaggio generale della partita, invece no, rimangono 25-21, eccoci qua, 21 secondi e un decimo da giocare, 19 invece i secondi per andare al tiro per la squadra quest'oggi in tenuta rossa. Gasparella quindi riprenderà con la rimessa, il movimento di Gambarin su di lei Zanet, palla ancora ferma per Thermal che vuole portarla
fino alla fine. In pratica Gambarin stoppata da Perocco, allora c'è spazio per il contropiede di Strana, controllo, palla per Gasparini, il tiro quasi sulla sirena, arriva ora il suono della sirena che stoppa il tempo e quindi termina col punteggio di 15-12 il primo periodo di Curi Sistrama Thermal Basket, con le ospiti che avevano trovato nella prima parte di primo quarto il vantaggio per 8-0. Tanta fatica per Istrana, soprattutto nel trovare il canestro, pur costruendo anche dei buoni tiri che però non hanno portato punti. È arrivata la reazione nella seconda parte di primo periodo, iniziando a tirare anche da 3 punti con la tripla di Trollo, quella poi di Rossetto e poi di Gasparini, che hanno permesso a Istrana di trovare il vantaggio. Dall'altra parte ha fatto fatica a trovare anche Thermal le linee di penetrazione e il canestro al campo. La difesa un po' fallosa di Istrana però ha portato tanti giri dalla lunetta e un'ottima percentuale ai tiri liberi hanno permesso comunque di segnare diversi punti con questo fondamentale la squadra di Coach Dotto. Partita dai ritmi alti fin da subito e equilibrata in questo momento. Vedremo se riuscirà a mantenere questo ritmo, soprattutto Istrana, che ha dimostrato di fare un po' fatica soprattutto nel corso della partita, nei secondi tempi, come è successo qui contro Conegliano, dove la squadra di coach Torresan è sembrata un po' in riserva d'energie nel finale, lasciando poi andare Conegliano, che ha trovato la vittoria recuperando 11 punti di svantaggio nel corso proprio del secondo tempo. Squadre che tornano in campo. Quintetto per Thelma, che vede Pilli ora avvicinarsi per la rimessa. Gamberin, Gasparella, Coccato e Zennaro, anzi Salmaso al posto di Coccato, scusate. Allora, qui ancora il movimento sotto canestro di Zennaro, che cerca lo scarico fuori. Gambarin, arriva al blocco ora di Zennaro, lo sfrutta la numero 18. Zennaro spalla canestro, tiene bene Perocco. Zennaro però riesce comunque a trovare lo spiraglio per andare a canestro. Bel canestro della numero 14. Movimento di Trollo, visto e servito da Zamuner, poi Perocco. Ancora Zamuner che esce dal blocco di Zanet, mette giù il pallone. Zamuner, pochi secondi per andare al tiro, non trova lo spazio per il passaggio verso Zanet. Allora Gasparella dall'altra parte, esce forte Gasparini. Gasparella prova ad andare fino in fondo, poi riapre ancora per Gambarin. Il fallo qui di Zamuner, che passa sul blocco in modo falloso. Primo fallo della sua partita, primo fallo in questo secondo quarto di Istrana, e tornano in campo Meneghini e Coccato. Allora Gasparella, palla per Pilli, invece no, per Zennaro. Gasparella, spazio da 3 punti, palo per lei, poi Trollo, lotta bravissima numero 12 a strappare il pallone a Zennaro. Allora Zamunera a portare sul pallone, Trollo su di lei, ancora Gasparella. Trollo, movimento di Zanet, che però non ha spazio per il tiro, schiaccia il pallone, ancora movimento elegantissimo di Perocco, che con tanta eleganza mette a referto altri 2 punti importanti. Allora Meneghini, palla schiacciata poi fuori per Zennaro, bel canestro qui anche della numero 14, un po' troppo spazio per lei, risponde subito all'altro centro. Allora Zanet, movimento ancora di Zamuner, distante però da canestro per pensare al tiro. Si fa vedere ancora
Perocco mette giù il pallone, trova il fallo e trova 2 tiri liberi. È il fallo di Gasparella, secondo della sua partita. E 2 tiri liberi per Perocco. Primo è buono. Buono anche il secondo. Punti 5 e 6 di Alessio Perocco e Gasparella, che dopo il secondo fallo viene richiamata puntualmente in panchina. Al suo posto assentato Meneghini a portare sul pallone. Nel frattempo si fa vedere Pilli subito, numero 19 in post basso contro Gasparini che tiene benissimo. Poi riapertura, Meneghini si fa vedere ancora assentato, Gasparini tiene bene, non le dà lo spazio per il tiro che provoca un movimento difficile. Arriva il fallo della numero 6, il secondo fallo per Istrana e 2 tiri liberi per il numero 19. Fuori quindi Gasparini e Perocco, tornano in campo Bigliato e Zanatta. Assentato segna primo tiro libero. Ci sta dimostrando lei un fattore soprattutto dal punto di vista offensivo quest'oggi per la sua squadra. Dall'altra parte Zamuner, Pilli la tiene, chiama lo schema, il movimento di Zanatta, vista e servita, palla per Trollo, rischiosa, ma in qualche modo il numero 12 rimane in possesso del pallone. Ancora Zanatta, riapertura, Bigliato da 3 punti, tiro che va sul tabellone e poi però non entra. Sfortunata qui la numero 11 di Istrana, la Meneghini. Ancora Zanet, prova ad andare da sinistra, poi si torna a destra. Allora assentato, consegnato per Pilli, pochi secondi per andare al tiro, ci deve provare il numero 4, tiene Zamuner e trova comunque un gran canestro il capitano di Thermal sulla sirena. Si appoggia al tabellone con la mano sinistra, grande conclusione questa. E canestro importante per la numero 4, qui consegnato per Trollo, penetrazione, vediamo se arriva una riapertura, arriva per Bigliato, poco spazio e passaggio un po' troppo teso in direzione di Zanatta, momento un po' di confusione nel match. E allora giro di cambi per Istrana, dentro Bertoldo e Rossetto. 19 pari ora il punteggio, 6 minuti e 25 secondi a giocare, possesso a Thermal con Biondi, si fa vedere poi Coccato, movimento di Biondi non seguito dalla difesa, troppo spazio per la numero 16, qui Bigliato, penetrazione, va fino in fondo, trova il contatto però non falloso della difesa. Le dice di tirare coach Toresan, cosa che fa assentato, segnando la tripla in transizione. Allora stavolta è coach Toresan a chiamare time out con Thermal che torna sul più 5. Ma è la numero 19 questa sera a essersi presa in carico il ruolo di marcatrice, con una Gasparella un attimo che si mette in difficoltà e con 2 falli sul groppone è proprio assentato a trovare punti fondamentali in questo momento, in questo primo tempo, per il vantaggio di Thermal. Dall'altra parte Istrana che forse si sta un po' intestardendo, come a volte le succede nelle penetrazioni. Anche coach Toresan ha indicato di tirare, in questo caso a Bigliato, ma in generale comunque alle sue ragazze, visto che il tiro da fuori è un'arma importante e che le ragazze hanno dimostrato di avere nel proprio repertorio. Time out abbastanza breve per coach Toresan,
per dare la carica alle sue ragazze. Ci pensa ora anche tutto il pallaparonetto. 5 minuti e 55 secondi da giocare, possesso di colore grigio, con Termal che sembra voler allungare la difesa e mettere pressione a Istrana. Ancora un confronto tra il direttore di gara e il tavolo, quindi ripresa del gioco un attimo ritardata. Squadre subito pronte in campo con gli stessi quintetti. Arriva il cenno di ok da parte del primo direttore di gara Daniel Allegro, e allora si riparte con Rossetto che scambia il pallone con Bertoldo, chiama lo schema numero 5, si fa vedere Trollo, movimento poi di Zanatta, palla per il numero 23, Rossetto nel pitturato prova a girarsi, non trova l'aiuto del tabellone, trova invece il rimbalzo di Zanatta, lei sì che trova lo spicchio giusto di tabellone per segnare i primi 2 punti del suo match. Bella giocata qui dal numero 23, ma c'è ancora assentato da 3 punti, niente da fare, rimbalzo poi di Zanatta, allora Trollo, si va dall'altra parte, Bigliato aspetta l'arrivo delle compagne, cambio lato per Rossetto, poi Zanatta, riapertura, extra pass, Bigliato da 3 punti, niente da fare, rimbalzo, Bertoldo col contatto, non porta a casa però l'end one, ma i 2 tiri liberi e comunque la carica che arriva anche dalla panchina. Istrana che sembra andare anche un po' a fiammate in questo momento del match, alternare un po' a momenti di difficoltà a momenti di energia, come in questo caso. Nel frattempo Bertoldo sbaglia il primo libero, segna invece il secondo. Quando siamo esattamente a metà del quarto, 22-24 il punteggio qui. Meneghini mette palla per terra, riapertura, ancora assentato da 3 punti, ancora il numero 19 da 3 punti, fa malissimo a Istrana qui Rossetto, palla persa, contropiede, ancora soltanto che si fa vedere, non viene servita, palla per Meneghini, ci pensa lei a segnare il +7. 5-0 di parziale per Termal, subito a rispedire a distanza di sicurezza Istrana, qui Rossetto porta a casa il fallo, qui un po' ingenuo di Coccato. La rimessa fuori Trollo, dentro Zamuner. Palla per Bigliato, funziona la rimessa di coach Torresan, contatto che sembrava vigoroso e falloso su Bigliato, non c'è il fischio, allora dall'altra parte ci prova ancora il numero 8, palla dentro e stavolta arriva il fallo ai danni di Bigliato. Due tiri liberi ancora per Termal e altro confronto con la panchina di Istrana. Nel frattempo fuori Rossetto, dentro Gasparini. Allora Tortato segna il primo libero.
Il secondo invece è corto, poi Bigliato a rimbalzo, allora Zamuner. Gasparini con spazio dall'altra parte va subito al tiro, non trova il fondo della retina, trova però il rimbalzo di Zanatta, allora Zamuner prova a inventarsi qualcosa al palleggio, si va allora da Bigliato, ancora pochi secondi per andare al tiro di Bigliato, ci prova sulla sirena, niente da fare, un momento di difficoltà ora per Istrana, palla fuori ancora da 3 punti, Thermal non entra il tiro, arriva il fallo a rimbalzo ai danni di Bertoldo, entra quindi in bonus ora dal prossimo fallo da Thermal Basket, che ha dato un altro piccolo strappo alla partita, tornando sul più 8, massimo vantaggio che ha trovato anche nel corso dell'inizio di primo quarto. Vediamo se Istrana sarà brava anche in questo caso a riaccorciare subito le distanze. Palla per Zanet, movimento di Zamuner, vista e servita. Allora Zanatta, ancora Zamuner consegnato per lei, vediamo se va al tiro, invece no, penetrazione fino in fondo, fallo in attacco, posizione competente in difesa di Tortato, che aspetta l'arrivo dell'avversaria, trova il contatto e porta a casa il possesso e il quarto fallo di Istrana, con coach Torresan che chiama time out alla prossima pausa. Allora fa girare molto bene qui Thermal, ancora il tiro a 3 punti, ancora assentato con troppo spazio, non se lo fa dire 2 volte, quest'oggi ha la mano caldissima e segna altri 3 punti del suo match, la numero 19, quindi il più 11 ora di Thermal, che prova ad allungare poco prima della fine del primo tempo, calata un po' fisicamente Istrana, che fa fatica a trovare tiri aperti in attacco e concede anche qualche tiro aperto di troppo invece in difesa, e soprattutto da 3 punti in questo momento assentato sta facendo malissimo a Istrana, costringendo coach Torresan a chiamare il minuto di time out per provare a spezzare un po' il ritmo del match e invertire il trend che ha preso in questo momento della partita. 2 minuti e 47 secondi per Istrana per provare a rosicchiare qualche punto prima di andare negli spogliatoi. Compito inverso invece per Thermal, ossia quello di allungare ancora, o quantomeno mantenere questo vantaggio per andare all'intervallo lungo in vantaggio di 2 cifre. Palla per Bertoldo, che scambia poi per Trollo, porta sul pallone nel numero 12, movimento di Zanet che esce dal blocco, viene servita però Bertoldo, ci prova il numero 5 da sola, le dà una mano Zanatta, riconsegnato, poi Gasparini deve andare al tiro Istrana, vediamo se ci prova Zanatta, ci prova lei, ci riesce con il fallo, 2 punti più tiro libero supplementare per la numero 23, anche un po' a risvegliare il pallaparonetto, che prova a dare una mano alle proprie ragazze. Qui si ferma tutto per un attimo, c'è qualcosa da dietro di gara, confronto con coach Torresan, chiede scusa la panchina di Thermal, forse non ci si era capiti riguardo i falli delle giocatrici in maglia rossa, poco importa, quindi tiro libero sbagliato però
di Zanatta, rimbalzo, si fa vedere subito pronto a Trollo, allora rimane comunque il possesso alla squadra di casa. Bertoldo da sotto canestro, il movimento di Zanet, si fa vedere poi Zanatta, il tiro però è lungo, allora niente da fare ancora per la numero 23, poi qui Gasparella presa in controtempo, si può tornare subito dall'altra parte Bertoldo fino in fondo, riapertura Trollo dall'angolo, accelera il movimento di tiro, poi si va tutti a rimbalzo e Bertoldo porta a casa la palla 2, che vuol dire ancora possesso a Istrana. Giocata importante qui della coppia Bertoldo-Gasparini. Due minuti e 2 secondi da giocare. Istrana che ha l'opportunità di tenere aperto il parziale ora. Solo i 2 punti di Zanatta che hanno tolto un po' il ritmo a Thermal. Allora Zanet si fa vedere, non viene però servita, palla ora per Zanatta, spalla a canestro, arriva su di lei Zennaro, ancora lo scarico per Bertoldo che trova il canestro dalla media distanza. Allora -7 in questo momento Istrana, che ha rosicchiato qualche punticino, ancora troppo poco però per rimettersi in partita. Qui Zennaro sotto canestro, palla ancora che viaggia sul ferro, Zanatta controlla il rimbalzo, allora Zanet dall'altra parte palleggia, resto e tiro, canestrone della piccolina di Istrana che fa alzare di nuovo tutta la panchina. Allora dall'altra parte Gasparella, palla sotto e non arriva però il canestro, allora ancora Istrana con Zanet che ha dato una scarica alla propria squadra in questo momento. Ora rallenta un attimo, aspetta il movimento delle compagne, si fa vedere Zanatta, palla per lei, ancora Zanet, spazio anche da 3 punti, arresta il palleggio, Trollo deve andare al tiro, vediamo se ci pensa Gasparini con la sinistra, niente da fare, non trova il ferro, allora Gasparella dall'altra parte, velocissima, il cambio lato ancora assentato da 3 punti e arriva il fallo di Gasparini che esagera col close out. Va fuori proprio al numero 6, torna in campo Bigliato. Opportunità di tornare sul +8 per Thermal in un momento in cui Istrana, grazie soprattutto alla sua numero 24, aveva ritrovato un po' di energie. Due su 3 per ora per il numero 19. Non realizza il 3 su 3, rimbalzo di Bigliato che va velocissima dall'altra parte, Zennaro con poche possibilità poi di prendere il pallone, non ci sono gli estremi però dell'antisportivo, ma comunque i 2 liberi per Bigliato che segna il primo. Non segna il secondo, sfortunata in questo caso al numero 11, palla che scorre su tutto il ferro per poi uscire. Allora Gasparella vuole utilizzare tutti i secondi a sua disposizione ora Thermal, ma sbaglia il passaggio Gambarin. Allora 12 secondi e 9 decimi per Istrana e Rossetto chiamata subito a entrare in campo al posto di Zanatta. Chiama l'ultimo tiro coach Torresan, si fa vedere Bertoldo,
palla invece per Rossetto, ma passaggio sbagliato di Trollo. Allora l'ultimo possesso sarà di Thermal con Gambarin, palla per Assentato, penetrazione, tiro da dietro il canestro, non arriva al ferro. Allora termina qui il primo tempo di Curi Sistrana Thermal Basket sul punteggio di 29-35. Allora noi ci risentiremo sempre qui su Streaming Sport dal palazzetto Giuseppe Paneto per il secondo tempo tra esattamente 10 minuti.
Rieccoci, bentornati amici e amiche di Streaming Sport dal palazzetto G. Beppi Paronetto di Strana, dove sta per terminare l'intervallo della partita tra Curis Strana e Thermal Basket, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Il punteggio attualmente sul 29-35, primo tempo che è andato un po' a fiammate da una parte all'altra. Prima un buon inizio di partita di Thermal, che ha provato subito a prendere le redini del gioco del risultato con un parziale di 8-0, poi reazione di Strana che ha chiuso in vantaggio di un punto il primo periodo, poi di nuovo Thermal che ha trovato di nuovo il vantaggio. Strana non è riuscita però a accorciarlo come nel primo periodo, è riuscita comunque ad arrivare al meno 6 dal meno 11, il massimo vantaggio che ha subito. Quintetti in campo: Strana con Bertoldo, Zamuner, Rossetto, Bigliato e Zanatta. Thermal che risponde con Capitan Pilli, Coccato, Biondi, la numero 15 Meneghini e la numero 19 per ora protagonista assoluta del match, assentato. Primo possesso di colore rosso la Thermal con la palla proprio per assentato su di lei Rossetto, palla sotto per Biondi che non ha però uno scarico facile. Zanatta su di lei, allora Coccato fino in fondo, tiene bene Bigliato, tiro di Biondi è corto, a rimbalzo però non arriva Zanatta, arriva invece il tiro di Coccato che apre subito le danze del secondo tempo. Allora Bigliato ha lo spazio per la penetrazione, prova ad andare fino in fondo, non trova il fondo della retina, tiene bene Meneghini in difesa che riparte poi in contropiede, sbaglia però un passaggio che sembrava anche abbastanza semplice, occasione sprecata di fatto per Pilli che poi aveva tanto spazio sia per andare in penetrazione sia per provare il tiro a 3 punti. Possesso quindi che torna a Strana con Bigliato, ancora penetrazione, riapertura poi per Rossetto, si fa vedere Zamuner in punta, Rossetto aspetta il blocco di Zanatta, riapertura ora per Bertoldo, pochi secondi per andare al tiro che però non arriva al ferro, bel taglio fuori di Biondi a evitare la giocata di Zanatta. Allora dall'altra parte proprio Biondi con spazio da 2 punti, segna in faccia al numero 23, 4-0 subito parzialino per arrotondare il vantaggio a 10 punti di Thermal. 29-39 il punteggio con Bigliato che sfrutta il blocco di Zanatta, riapertura, Rossetto pensa anche al tiro a 3 punti, poi penetrazione con la mano sinistra fino in fondo Rossetto. Punti 4-5 della sua partita. Allora assentato, palla per Meneghini, esce su di lei Zanatta, Meneghini sfortunato quindi a conclusione, palla che rimbalza 2 volte sul ferro. Allora Zamuner, Bertoldo prova a alzare il ritmo in Strana con Rossetto, chiama il pallone Zamuner in angolo, palla invece per Zanatta fuori, Bertoldo poco spazio, qui alza la parabola per la numero 23 che però non conclude. Bravissima Bertoldo a dare comunque vita al possesso, la tripla di Bigliato però non entra. Allora Meneghini dall'altra parte, si fa vedere Biondi, non viene però servita. Allora Coccato sbaglia il passaggio, vediamo chi arriva sul pallone, arriva Bertoldo, palla per Zamuner che aspetta l'arrivo delle compagne. Zamuner dal palleggio, palla per Bigliato, penetrazione, tabellone che le dà ragione, 2 punti, 4-0 di parziale allora per Strana che torna subito sul meno 6. Coccato fermata falosamente però da Zanatta.
Secondo fallo della numero 23, primo questo terzo periodo per Istrana. Scambia il pallone Biondi e Pilli, ancora spazio per Biondi che prende anche il rimbalzo, sbaglia anche la seconda conclusione, palla che schizza tra le mani di Zamuner, si va allora da Bigliato che però non agguanta e non riesce a gestire il pallone, forse un po' di fretta, aveva già in mente quello che doveva fare. È ancora qualcosa da registrare col tavolo. Vediamo se riguarda il numero di falli, ma o il numero o più probabilmente il cronometro. E infatti aggiunti 5 secondi sul cronometro. Allora, possesso per Abano, ancora con la numero 15 Meneghini, palla poi per Pilli, movimento di assentato, penetrazione con la sinistra, tiene benissimo stavolta Bigliato, allora Zamuner, ripartenza Istrana con Bertoldo che però non va da sola, arriva Zanatta con la sinistra, non riesce a trovare il canestro, lo ha assentato, palla dentro, l'ultimo tocco è di Zanatta che intercetta. E Perocco pronta ora a darle il cambio. Sempre 6 punti a dividere le due squadre. Giro di cambi anche per Thermal con Coccato che lascia spazio a Tortato. Ancora assentato, cambio difensivo su di lei, palla per Meneghini un po' scomoda, blocco ancora per il numero 15, palla fuori, Pilli, arriva tardi il close out di Bigliato che tocca la mano della numero 4, come nel caso di Gasparini a fine del primo tempo, che in questo caso fallo sul tiro a 3 punti e 3 tiri liberi per l'avversario, con un pallone che rimane incastrato nel ferro. E Perocco, a cui non serve il bastone per sbloccare il pallone. Pilli segna il primo libero. Segna anche il secondo. E segna anche il terzo, 3 su 3, impeccabile della numero 4 che riporta a più 8 la propria squadra, dando un po' di ossigeno a Thermal in un momento in cui Istrana sembrava aver ancora accorciato le distanze. Qui possesso un po' fermo con Bigliato che prova penetrazione, trova in qualche modo il contatto falloso, quindi altri 14 secondi per Istrana e rimessa sotto canestro, primo fallo di questo periodo di Thermal. Movimento di Bertoldo, si fa vedere anche Rossetto, vista e servita ora Rossetto, penetrazione fino in fondo, trova il fallo da difesa, sembrava comunque arrivato in ritardo il movimento e per giunta all'interno dello smile di Pilli, invece sfondamento di Rossetto. Terzo fallo di squadra di Istrana, possesso per Thermal, Meneghini, su di lei Zamuner, ancora Meneghini, blocco, pick and roll che funziona bene, ma
Zamuner ci mette la mano, poi l'ultimo tocco è col piede di Biondi, allora torna a Istrana il possesso. Confronto poi tra direttore di gara e direttore San. Si torna quindi in campo con Bertoldo. Movimento di Zamuner, si fa vedere poi Rossetto che attacca la linea di fondo, sfortunata stavolta con il palleggio, continua però a essere abbastanza forti i contatti, nonostante sul tabellone ci sia un solo fallo a Thermal. Gambarin tornato in campo, palla per Pilli, pick and roll, Pilli palleggia resto tiro dalla media, stavolta non trova il canestro, allora Zamuner prova per un attimo a pensare anche al tiro a 3 punti, blocco di Bigliato, ancora Zamuner, palla per Perocco, si va da Bigliato che trova il fallo, non trova l'end one, allora 2 tiri liberi per la numero 11 che qui aveva preso bene posizione. Il terzo fallo di assentato e quindi a continuare la staffetta è Gasparella. Nel frattempo fuori Rossetto, dentro Trollo. Bigliato segna il primo libero. Il secondo invece è lungo, a rimbalzo non arriva Perocco. Allora 1 su 2, ma Bigliato recupera il possesso e va a segnare grazie all'assist di Trollo. 3 punti in pochi secondi per la numero 11 e torna quindi a -6 ora Istrana. Vediamo se riuscirà a accorciare nuovamente qui Gasparella, palla e end one per Tortato, però qui sembra abbastanza leggero il tocco sul tiro. Diciamo 2 metri diversi per quanto riguarda i tiri e le penetrazioni. In penetrazione i contatti sono sempre molto più forti e spesso non fischiati. Sul tiro questa sera anche un tocco leggero sulla mano vuol dire fallo, allora Bertoldo dall'altra parte si è tornati a 9 punti di differenza. Zamuner contro Pilli, Zamuner dal palleggio, arriva il blocco di Perocco, eccola qui Perocco, il tiro muove la retina, altri 2 bei punti di Perocco che non fa canestri brutti. Però si torna in difesa perché le rimonte partono da lì, qui Pilli sbraccia anche un po' troppo, si arriva poi al tiro da 3 punti, tantissima parabola di Gambarin e trova il fondo della retina, doppia cifra di vantaggio allora per Thermal che in ogni momento in cui Istrana sembra poter prendere il ritmo per accorciare le distanze, Thermal puntualmente trova un canestro pesante per rispedire al mittente. Qui Bigliato, difesa subito vigorosa, poi il fallo di Trollo, allora entra in bonus in questo momento Istrana. La rimessa per Thermal e giro di cambi abbastanza largo qui per Cocciodotto. Torna in campo Zennaro, Coccato e Assentato. Gambarini sbaglia il primo libero.
Il secondo invece è buono, quindi si torna al massimo vantaggio di 11 punti per Thermal con Zamuner, penetrazione, riapertura, Bigliato da 2 punti, perché c'è il piede sulla linea, ma comunque è un canestro importante questo. Punti 7-8 di Bigliato, ma dall'altra parte risponde subito Coccato. Si rimane quindi sugli 11 punti di differenza. Trollo prova con la penetrazione, tiene molto bene Gasparella, allora Bigliato contro Zennaro, Bigliato, palla per Zamuner, dentro, Perocco si gira e tira Perocco e dà ancora un po' di speranza in Strana, che rimane sempre con questi 9 punti di svantaggio, ma in 12 minuti e 33 secondi può succedere letteralmente di tutto. Coach Dotto nel frattempo chiama time out e ferma il ritmo a Strana. Vediamo se comunque la squadra di Coach Torresano riuscirà a dare un po' di continuità a questo bel canestro di Perocco, ma come abbiamo già detto le rimonte partono dalla difesa e quindi sarà da lì che dovrà ripartire Strana. Nel frattempo time out abbastanza energico di Coach Dotto, che non vuole cali di tensione e concentrazione da parte delle sue ragazze. 2 minuti e 33 secondi alla fine del terzo periodo, situazione che abbiamo visto anche nel corso del secondo quarto, con Istrana chiamata a rosicchiare qualche punto prima del termine del periodo, invece Thermal che vorrà allungare e dare magari anche lo strappo decisivo al match. Squadre quindi in campo e si riprende con Gambarin che affida il pallone ad Assentato, palla per Gasparella che chiama il blocco e arriva di Zennaro, palla poi per Coccato da 3 punti Coccato. Più 12 allora per Thermal. Zamuner, palla per Perocco, ancora Perocco contro Zennaro, trova il fallo alla difesa non su azione di tiro, però allora fallo e rimessa sotto canestro. Blocco per Rossetto, palla fuori invece per Bigliato, Zamuner sbaglia il passaggio, allora Gasparella cerca per un attimo Zennaro, si torna invece da Gambarin, palla in angolo per Assentato e allora il 6-0 di parziale. Esce dal time out e segna un parziale 6-0 Thermal, come dicevamo forse è questo il momento decisivo del match, più 15 ora per le padovane in praticamente 40 secondi. Allora ecco il Torresan stavolta a fermare tutto, troppo spazio da 3 punti lasciato da Istrana in difesa e sicuramente qualche decisione e sbavatura in attacco sicuramente evitabile. 1 minuto e 48 secondi a giocare, ora il vantaggio di Thermal è di 15 punti che dovrà amministrare nel corso dell'ultimo periodo. Invece Istrana dall'altra parte è chiamata a quella che si può definire impresa, ossia recuperare 15 punti a una squadra che lotta per i playoff, è costruita sicuramente per obiettivi importanti. Deve comunque provarci la squadra di Coach Torresan, perché ci ha dimostrato più volte nel corso di questa partita di poter tenere testa a chiunque. E di poter recuperare anche partite che sembravano perse, come
successo a San Bonifacio. Qui Zamuner raddoppiata subito, allora Bigliato che supera la linea di metà campo nonostante i contatti con Gasparella. Allora Rossetto sbaglia però il passaggio, Gasparella non può sbagliare il lay-up e tutto d'un tratto brava ad alzare il ritmo. Team up, altra palla recuperata da Gasparella che va veloce dall'altra parte, fermata però da Zamuner. Le viene fischiato l'ultimo contatto. Gambarin si lamenta dei contatti che però sembrano arrivare sia da una parte che dall'altra, solo che in bonus c'è solo una squadra attualmente. Cambio nel frattempo per Istrana, fuori Zamuner, dentro Zanet. Gambarin segna il primo libero. Segna anche il secondo. Più 19 per Thermal che prova a mettere in ghiaccio il risultato. Trollo, palla per Rossetto, pensa anche al tiro a 3 punti, invece poi dà la possibilità di tiro con tanto spazio da Perocco e non se lo fa dire neanche, non 2 volte, neanche mezza, segna la tripla. Vediamo se può dare un po' di energia a Istrana questo tiro a 3 punti. Qui trova il fallo Rossetto, invece no, il fallo è il suo. Due tiri liberi quindi per Zennaro. A cambio fuori Rossetto, dentro Gasparini. Zennaro segna il primo libero. Segna con un pizzico di fortuna anche il secondo. Allora Istrana, palla per Zanet, 30 secondi al termine del terzo quarto, che probabilmente si dimostrerà quello decisivo ai fini del match. Nel frattempo Gasparini non ci sta, il capitano Istrana sembra essere l'ultimo a mollare insieme a Perocco, sono proprio loro due ad orchestrare questo canestro. Allora Gambarin, palla per Coccato, in angolo per Gasparella, ancora Coccato, Gambarin, infrazioni di passi, solo 2 secondi però per andare a canestro per Istrana e la rimessa nella propria metà campo. Sono in 2 nella metà campo offensiva, non se ne accorge Perocco, allora trova il tiro, invece no, va Bigliato da centrocampo. Niente da fare, allora termina sul punteggio di 47-63 questo terzo periodo, in cui Istrana è rimasta al passo di Thermal per più di metà dei 10 minuti. Poi l'uscita dal time out e il parziali di 6-0 con 2 triple consecutive di Thermal, che dal più 9 è passata al più 15, ha spezzato l'umore e il ritmo a Istrana e sicuramente dato una direzione chiara del match. Vedremo se riuscirà almeno a dare una reazione la squadra di coach Torresan e magari rimettere in bilico la partita. Sicuramente bisognerà partire dalla difesa, dovranno anche abbassarsi sicuramente le percentuali di Thermal, che
da parte sua non dovrà allentare la tensione, diminuire la concentrazione, invece il compito di Strana sarà quello di rendere dura la vita all'avversario e approfittare poi in caso di cali fisici o mentali delle avversarie. Squadre pronte in campo, anzi no, richiama per un attimo le proprie ragazze coach Torresan. Arriva ora, suona la sirena e l'ingresso in campo di Strana. Ancora qualche secondo da attendere, conteggio dei falli da azzerare. Arriva il suono della sirena, cronometro pronto a 10 minuti e ora anche i falli pronti 0-0. Subito Zanet, pallone in mano, continua a palleggiare il numero 24 sul posto, cambio mano, cambio difensivo di Thermal, allora Trollo, palla per Perocco, contatti su di lei, si lamenta il numero 10 che trova comunque lo spiraglio per il tiro e con una dolcissima mano sinistra segna i punti 12 e 13 della sua partita. Allora Gambarin, palla per Assentato, scambiano le due, blocco di Zennaro, cambio lato, palla alta per Assentato, esce Zanet, palla fuori, Coccato da 3 punti, tripla corta, poi Gasparini a rimbalzo, allora Trollo, palla ancora per Gasparini che cerca l'appoggio e lo trova di Perocco, Zanet chiama lo schema, movimento di Trollo, vista e servita, distante però da canestro al numero 12, palla per Perocco, vediamo se si inventa qualcosa al numero 10, consegnato per Bigliato, distante la tripla, poi a rimbalzo non arriva Trollo, attacco un po' statico questo di Strana, costretta alla tripla molto distante la numero 11, qui Zennaro sotto canestro, bel movimento della numero 14. Allora Trollo, palla per Zanet, palla difficile da controllare, il numero 24 riesce comunque a mantenere il possesso, palla fuori ancora Trollo, palleggio, penetrazione, palla lasciata per Bigliato che poteva forse andare anche verso il canestro, ha deciso di puntare sull'arresto dalla linea di liberi, sfortunata nella conclusione. Allora Gasparella, finta, passaggio, Gambarini, ancora Gasparella, stavolta spazio per il tiro a 3 punti, arriva ora la tripla della numero 11, Trollo porta sul pallone, Zanet, palla per Perocco che lascia lì Zennaro lascia andare la tripla in corsa, tiro che però è da 2 punti, continua a tenere sulla propria squadra o almeno ci prova. Qui Gasparella segna anche, nonostante il contatto di Trollo, indica anche il fallo. Allora Zanet, palla fuori, Gasparini, finta, palleggio, arresto e tiro, bella questa l'azione del capitano. Qui Zennaro dà una sbracciata in bocca a Perocco ai limiti dell'antisportivo, niente viene ravveduto dai direttori di gara, brutto gesto questo dal numero 14 sul viso di Perocco, ma comunque si continua a giocare. Perocco va a chiedere spiegazioni che non credo abbia avuto, ma comunque sicuramente non è tanto il fallo a fare la differenza sul punteggio di 51 a 71. Rimane comunque
un gesto che doveva essere punito in maniera diversa. Allora Bertoldo, palla per Zanet, arriva ancora l'intercetto di Gasparella che non vuole lasciare niente al caso, come dimostrano le ultime sue difese e anche gli ultimi attacchi, trovando 2 triple importanti per mantenere un ampio vantaggio. Partita che ora sicuramente avrà poco da dire vista la situazione di punteggio. Qui il fallo della numero 11 di Thermal ai danni di Caterina Bertoldo, allora 2 tiri liberi, primo fallo in questo ultimo quarto. Bertoldo sfortunata nella conclusione stavolta. Secondo libero corto, allora ancora Thermal in possesso, prova con l'anticipo Gasparini, assentato, riesce comunque a andare sul pallone, la Gasparella messa in ritmo, segna anche questa. Dopo un primo tempo un po' sottotono della numero 11 arriva ora il punto esclamativo con 9 punti di fila per la miglior marcatrice di Thermal. Qui blocco di Bigliato, palla per Gasparini che cerca ancora Bertoldo, arriva però l'intercetto, allora Gasparella che prova e invece no, prova con il passaggio per Zennaro, aveva spazio anche per il tiro, allora coach Toresan chiama time out. 5 minuti e 54 secondi da giocare, partita che ormai ha preso una strada ben precisa. (5-1, 7-4) in questo momento il punteggio. Strana che, come abbiamo detto anche all'inizio, si è giocata praticamente con tutte, diciamo, tranne l'ultima contro Casarsa, che doveva essere una partita importante soprattutto per la classifica, che invece è finita per essere molto molto difficile, persa poi per di 24 punti. Le altre sconfitte, diciamo, con una differenza di punti abbastanza ampia, sono state solamente quella contro Marghera qui in casa e anche contro Bolzano, altra brutta prestazione di Istrana. Quest'oggi invece la squadra di coach Toresan sicuramente ha messo in campo quelli che sono anche i suoi difetti, ma ci ha provato comunque a rimanere in partita, ha provato a correre, ha provato a tenere testa, una squadra che lotta sicuramente per altri obiettivi, quindi la partita era di per sé molto difficile. Il terzo quarto poi è stato quello sicuramente decisivo ai fini del match, e quel parziale di 6-0 nel corso di questo periodo ha dato poi la sicurezza quasi della vittoria alle avversarie. Ora fallo fischiato al danni di Zanatta. Ancora qualcosa da chiarire col tavolo. Rimessa per Istrana con Gasparini che prova un tiro, palla che finisce a Rossetto, viene fischiato un tecnico forse per simulazione alla numero 15.
E va bene, abbiamo capito che questa partita è un po' così. Quinto fallo per Rossetto, che comunque il contatto l'aveva subito, non propriamente d'accordo con la decisione del pubblico del Pallaparonetto. Qualcosa da ridire anche con l'assistente del tavolo. Ora chiarimento con coach Toresan. Nel frattempo Gasparella segna il libro che tanto ha poca rilevanza. Un tecnico, visto anche il risultato, fischio sicuramente evitabile, comunque una gestione di una partita che va portata al termine ancora per 5 minuti e 40 secondi. Diciamo che il regolamento poi va anche un po' interpretato e bisogna capire da tutte le parti che compongono la partita, quindi giocatrici, allenatori, panchine, anche pubblico e anche direzione di gara. Bisognerebbe capire anche un po' il momento della partita. Sì, torniamo comunque al basket giocato, che è quello che ci piace, il motivo per cui siamo qui. Bella difesa qui di Gasparini che costringe la palla persa a Thermal. Allora possesso che torna in strana con Bigliato. Prova la penetrazione, bel passaggio per Zanatta. Le viene fischiato stavolta il fallo. Quarto fallo di Gasparella e 2 tiri liberi per Zanatta. Segna il primo. Non segna il secondo, a rimbalzo non riesce a replicare Bigliato, allora Meneghini. Palla poi per Gasparella, extra pass, si arriva in angolo da Pilli, stavolta non arriva la tripla dal numero 4, allora Zanet a dare una nuova scarica al match. Qui il capitano Gasparini aveva anche spazio per il tiro, rinuncia per tornare da Bertoldo. Movimento di Bigliato, si arriva ora dalla numero 11 che trova il contatto. Fischio forse un po' compensativo questo, comunque 2 tiri liberi per la numero 11 di Strana. E fuori Gasparini che fa spazio a Zamuner. Bigliato sbaglia, primo libero. Sbaglia anche il secondo, a rimbalzo però c'è Zanatta, subisce una serie di contatti, possesso che rimane a Thermal. Chiama movimento Meneghini, palla poi per Salmaso che vede Biondi, sfortunata nella conclusione, rimbalzo di Zamuner, penetrazione, apertura, Bertoldo con tanto spazio, segna il tiro. Punti 4 e 5 del suo match. Anzi, da un'altra parte Biondi con spazio prova a rispondere più o meno con la stessa moneta. Zanet. Bigliato, finta, palleggio, resto, tiro dalla media, arriva il fallo su tiro, quindi altri 2 tiri liberi per la numero 11. Cinque, 4, 7, 5 ora il punteggio. Bigliato segna il primo.
Segna anche il secondo, 2-2 per Benedetta Bigliato, che arriva in doppia cifra anche quest'oggi. Mantiene quindi la sua media. Allora dall'altra parte Zennaro, palla per Coccato, bel tiro, bel canestro della numero 8. Bertoldo, movimento di Zanet che non viene però servita. Bertoldo arresta il palleggio, in difficoltà, arriva a darle una mano Bigliato, finta di passaggio, contatto su di lei. Meneghini dall'altra parte, allora Pilli. Zanatta poi commette fallo anche un po' di frustrazione questo della numero 23. Strana che comunque non deve perdere la testa, il risultato che ormai è deciso e avviato, quindi portare a casa l'impegno senza sicuramente eccedere in gesti che comunque non fanno parte del carattere, del modo di vivere lo sport di queste ragazze. Qui Zanet con spazio a 3 punti, non trova il canestro. Palla ancora per Zennaro, riapertura, Pilli. Su di lei Zanet, difende bene qui la numero 24, funziona però il pick and roll che porta al tiro e poi al rimbalzo Zennaro. Meneghini, penetrazione, mano sinistra, cerca la riapertura, trova il tiro di Coccato, ancora Zennaro, falli e contatti qui ripetuti da parte della difesa. E allora fallo fischiato stavolta ai danni del numero 14. Terzo di squadra peristrana e l'ultimo time out chiamato da coach Torresan. Strana che nel corso del secondo tempo sembrava comunque per una parte, soprattutto il terzo quarto, in grado di poter ancora mettere in difficoltà, come è successo nel corso del primo, le avversarie. Non è stato così per tutti i 20 minuti del secondo tempo. Ha preso il distacco Thermal, in strada non è riuscita più a rimanere al passo. Quindi altra sconfitta che sta per prendere sempre più forma per la squadra di casa, che comunque non dovrà mollare perché il campionato è lungo, le squadre sopra non sono molto distanti, non sono distanti neanche quelle sotto, soprattutto Casarsa. Allora altri minuti in campo da registrare per la numero 22 Marianna Scilla, giocatrice come Gemma Zanet del settore giovanile. Vedremo se in questi ultimi 2 minuti riuscirà a segnare anche il suo primo canestro in Serie B. Qui difesa comunque competente su Zennaro e close out che impedisce il canestro al numero 14, poi si fa vedere Tortato a rimbalzo e segna un altro canestro. Bertoldo qui fallo su di lei, 2 tiri liberi per la numero 5. Sono aumentati nel finale i fischi, nel momento in cui la partita ormai ha veramente poco da dire. Bertoldo segna il primo libero. Segna anche il secondo. 1 minuto e 24 secondi al termine del match.
Zennaro, difesa proprio da Scilla, palla fuori, Coccato pensa forse al tiro, poi trova Pilli, palla in angolo, Meneghini, tiro lunghissimo, a rimbalzo però la più lesta a capire la traiettoria del pallone proprio Coccato, che fa rimbalzare il pallone addosso alle gambe di Trollo. Allora 4 secondi per andare al tiro dalla rimessa per Thermal. Pilli, finta, deve andare al tiro, trova invece Coccato, va anche per terra, sembra essersi anche fatta male. Sembra essersi fatta male da sola. Vuole forse accusare Bigliatto di essere stata troppo aggressiva. Non mi è sembrato fosse questo il caso, un movimento innaturale sicuramente della caviglia, ma fortuito. Arriva anche la dottoressa ad accertarsi le condizioni della numero 4 e tutto il paronetto ad accompagnarla fuori dal campo con l'applauso. Si riprenderà quindi con la rimessa per Zanet, che porta su il pallone, il movimento di Bertoldo che riceve, poi Scilla chiede il pallone, lo ottiene ora, aspetta il movimento delle compagne, la prima a farsi vedere è Bertoldo che prova a mettersi in proprio, passo, tiro, bella giocata questa numero 5 che realizza il 60-81 ora e infrazione di campo, sembrava essere andata prima da una parte e poi dall'altra Meneghini, invece il fischio è per registrare qualcosa ancora con i secondi. Rimessa quindi per Gasparella, movimento di Coccato, si fa vedere Meneghini, su di lei Bigliato che le strappa il pallone. Qui la rubata sembrava anche regolare, ma comunque, come dicevamo anche qualche minuto fa, poco importa visto attualmente il risultato. Allora Meneghini si lancia verso canestro, trova un altro bel canestro. Allora Bertoldo può portarla praticamente fino al termine Istrana. Palla per Scilla, l'anticipa Zennaro che qui non va in contropiede, si ferma e allora termina così il match sul punteggio di 60-83, con Istrana che non riesce a tornare alla vittoria, invece continua la corsa e reagisce dopo la sconfitta contro le Lupe Thermal Basket. Andiamo intanto a ricordare i prossimi impegni. Nel frattempo saluti di rito tra le due squadre, anche con la squadra arbitrale. Applauso comunque del Pallaparonetto per le sue ragazze che oggi ci hanno comunque provato e hanno messo comunque in campo la prestazione. Non è bastato, una partita che è andata un po' a fiammate per Istrana, che non è riuscita a rimanere continua nell'arco dei 40 minuti per poi perdere il contatto, arrivare a 15 punti di stacco e poi lì la partita, diciamo, ha preso la via di Padova. Nel frattempo foto di rito per Istrana
e anche festeggiamenti per un compleanno. Invece lato team up andremo a sentire anche le parole dei due coach, ma prima vi ricordiamo i prossimi impegni per le due squadre. Thermal che sarà impegnata in casa sabato prossimo 14 febbraio alle ore 20:30 contro Pordenone. Impegno in trasferta invece per Istrana contro la Reggio Venezia, sempre sabato 14 febbraio alle ore 19. Per invece tornare a giocare in casa sabato 21 febbraio alle ore 20:30 contro Montecchio, sempre qui ovviamente dal palazzetto Gibeppe Panetti Strana, sempre su Streaming Sport. Andiamo ora a sentire le parole dei due coach, vediamo se riusciamo a intercettare subito coach Torresan, che sembra qui ad aspettarci. Allora lo intercettiamo subito. Ciao coach, buonasera. Allora, Istrana che per parte della partita è rimasta a contatto con Thermal, forse un po' a fiammate, poi è arrivato il distacco, ma con quelle ragazze ci hanno messo tutto stasera. Prime tue impressioni? Devo dire che sicuramente i primi due quarti in realtà abbiamo fatto un'ottima partita. Il terzo quarto un po' di problemi di falli, un po' di problemi che non riuscivamo a difendere, abbiamo interpretato un po' male il metro arbitrale, ammesso che fosse un metro. Ci sta, voglio dire, comunque il risultato del campo è quello corretto, non credo ci sia grosse recriminazioni. Sono contento perché le mie ragazze comunque, anche in una situazione dove non siamo molto comodi, siamo riusciti perlomeno ad esprimere una pallacanestro di qualità. Chiaramente adesso dobbiamo pensare a recuperare dei punti, chiaramente dobbiamo pensare di tenere la partita più lunga e quindi probabilmente anche rivedere un po' i ritmi, visto che arriviamo sempre in apnea alla fine. Va bene, grazie coach, buona fortuna per i prossimi impegni, vediamo se riusciamo a intercettare coach Dotto, che però non sembra essere disponibile. Allora da Benedetto Diego e Streaming Sport è tutto, io vi auguro buona serata e arrivederci.